C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, oggi vi raccontiamo via Antonio Callegari, chissà quante volte ci siete passati, proprio verso il fondo di Corso Magenta fino a via 25 aprile. E Antonio Callegari, ricordate chi è? Ve lo insegniamo noi. È stato uno scultore del XVIII secolo, figlio di Santo Callegari il Vecchio, e il membro più noto e rappresentativo della relativa famiglia di scultori, la cui opera rimane simbolo del barocco bresciano settecentesco. Antonio affronta i primi studi in ambito artistico, guidato e aiutato dal padre, che muore quando Antonio è appena diciottenne. Gli insegnamenti paterni si rivelano però scarsi, limitati forse a pochi aiuti e non oltre i primi approcci con la tecnica scultorea. Tra le sue opere figurano la fontana con la statua raffigurante Brescia armata in piazza del Duomo davanti al Duomo Vecchio e il busto di Angelo Maria Querini posto in cima al portale del Duomo Nuovo. Aonta le röde le va, il dialetto esportato a Roma, Fontana di Trevi. Vediamo un po'. Patrice da Saint-Raphaël, Côte d'Azur. Côte d'Azur, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais à Rome? J'admire la plus belle ville du monde. La ville du monde, c'ha ragione. Du monde, non du monde. Oh, no, du monde. Du monde. Giusto, hai detto bene, che poi i miei colleghi di francese poi mi riprendono. Allora senti, qua c'è un proverbio, un modo di dire tipicamente bresciano, Lombardia, Brescia, a ontà le röde le va. Prova a ripeterlo, Patrice. Ah, un tale rodo le va. Loro hanno tra l'altro la dieresi, quindi che significa? Sai tradurlo? È difficile. I don't know, je ne sais pas. Tu n'as pas compris. Non, je n'ai pas compris. Je ne parle pas du tout italien. Le röde, le ruote. Se ungi le ruote, quelle vanno, funzionano. Le road, la rue? Non. La ruota. Ok. La rue. E bravo Patrice. Ci invidia Sant'Oprè, c'hai la bella casa tu sul mare? Yeah, bella casa, sono A casa sua, grazie, ciao. Sta cercando su internet il nostro modo di dire il dialetto bresciano. Non c'è su internet. Non fai filmare? C'è, l'ha trovato a un You can al Portogallo, A un tale röde le va. L'hai trovato su internet? peraí, eu filmo. Sta fa. Ma l'hai trovato Então, Portogallo. L'hai trovato su internet? Hai cercato a un tale röde le va. L'hai trovato? aonde le roda leva? Sì. Che? Sì. Si dice in Portogallo, a Lisbona. Di dove sei tu? Faro, Porto. Le fa? Da dove vieni? Algarve, Portugal. Ah, bella Algarve, ragazzi. Ci inviti al mare a casa tua. C'hai la casa vicino al mare, no? No, mare. Lo so io. E brava. Hai capito qualcosa? No. Bikini. Chi sta in bikini? Chiudiamo, va. Tu no, sei fidanzata, per carità, non posso, poi sto sposato. A un tale röde le va, a ungere le ruote vanno, vero? Ancora oggi bisogna oliare le persone giuste per ottenere ciò che si desidera o un guadagno facile, spesso disonesto. Non è il tuo caso. Viva l'Algarve, ciao, viva Roma, viva Fontana di Trevi, alla prossima!